Buonasera. Siamo al Teatro Satiro Off e tra qualche istante, assieme a tutto il cast di Casa Shakespeare, racconteremo che il teatro è vivo, anche se è chiuso, con un testo particolare, Peste, processo agli untori. È un testo che è stato scritto nel 2002, che ho messo in scena in forma di monologo, scritto da Renzo Gasparella, a cui lo spettacolo è dedicato. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie per il segnale che date che il teatro vive. Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento, vedemmo sfumar la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Per tutti un rancore che all'odore del sangue rappreso, ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso. Lo sentite? È il tocco del morto. Da secoli, da millenni, questo suono accompagna la morte. Vi imbarazza? Vi mette a disagio? Certo, capisco, non è un argomento gioioso, è un argomento che si tende a evitare. Un argomento di cui si parla a bassa voce, sussurrando. È morto. È morto il figlio. La sola idea della morte ci mette in crisi. È a malapena accettabile se è anonima, lontana, quella della notizia data al telegiornale, per capirci. Immaginate di essere ad una festa. Un bel ragazzo entra, si guarda intorno, cerca visi noti e voi, da galantuomo avvezzo alla mondanità quale siete, vi fate avanti, gli sorridete, gli porgete la mano. Ciao, chi sei? Ah, Gianni, un amico di Sandra, ma non è ancora arrivata. Perché non bevi qualcosa? E di cosa ti occupi, Gianni? Becchino. No, lavoro interessante. Su, via. Chi si sentirebbe di giurare, mano sul cuore, che l'informazione non avrebbe il minimo effetto su di lui? Che se la risposta fosse stata per dire medico, un mestiere che peraltro, diciamolo, ha delle innegabili affinità con quelle del Becchino, o che so, meccanico o commerciante di banane, la reazione sarebbe stata la stessa? È inutile nasconderci dietro a un dito. La morte ci mette a disagio, talvolta ci spaventa, in ogni caso ci infastidisce. La morte deve restare là, oltre lo schermo di vetro della TV o relegata alla pagina di cronaca sul giornale. Non deve acquisire valenza personale, non deve chiederci di partecipare. Ma perché questo tizio ci annoia con lugubri facezie sulla morte? Perché il mio lavoro è somministrare la morte. Una morte legale e meritata. Il mio lavoro, signori, è fare il boia. Non dite niente, eh? Volete farmi credere che la cosa non mi impressiona. Ok. Lei, sì, lei, proprio lei. Lei ha una figlia?
Sì, bene. Età 25 anni, gran bella età. E scusi, non vorrei che le dicesse sempre, per esempio, caro papà, ecco l'uomo che ho scelto per compagno. Fa il boia. Cosa farebbe? Si complimenterebbe con sua figlia per la scelta saggia ed oculata? Gli direbbe: bravo, finalmente un ragazzo con un posto fisso e la pensione assicurata? Non finga per compiacermi una insensata solidarietà. Lei ci rimarrebbe di sasso e penserebbe giustamente che forse ci sono altri giovani altrettanto belli e simpatici che vivono di altre onorevoli professioni, che sono pronti a dare a sua figlia la felicità che certo merita. Perché nessuno amerebbe avere un genero boia. Sono un boia, certo, ma opero sotto la benedizione del Papa. Quanti di voi possono vantare questo genere di sponsor nell'esercizio del loro mestiere? Ah, forse non lo sapete, che l'ultimo pezzetto d'Italia ad aver abolito la pena di morte è stata proprio la città del Vaticano. Sì, signori, il luogo al mondo che si professa il tempio del perdono e della umana compassione ha tolto dal proprio codice penale la pena di morte solo pochi anni fa, nel 1969 per essere precisi. E, a dispetto dei frequenti appelli delle gerarchie vaticane all'umana pietà, ancora oggi la Chiesa Cattolica ammette la pena di morte, seppure, cito, solo in caso di estrema gravità. Certo, questo non toglie che oggi per un boia il posto di lavoro è diventato un problema. Bisogna emigrare. Stati Uniti, Cina, no, Turchia no, forse l'hanno abolita, Africa. Insomma, non sono qui per annoiarvi con i miei problemi di lavoro. Si sa, oggi è dura per tutti, anche per i laureati, anche per i teatranti. Figuriamoci per un manovale della morte come il sottoscritto. No, non sono qui per parlarvi di me, ma di lei. Signori, ho il grande onore di presentarvi la più grande assassina della storia. Al suo confronto, i più grandi carnefici del passato fanno la figura dei dilettanti. Oggi, nel nostro mondo tecnologico, questo esserino è entrato a far parte di una famiglia, quella dei bacilli. E gli abbiamo dato un nome, anzi due: Yersinia o Pastaurella, e un cognome: Pestis. Sì, questo organismo è il responsabile della peste. La peste. Oggi per noi, forti dello scudo che offrono gli antibiotici, peste è solo una parola o un appellativo da affibbiare a un figlio un po' discolo. Ma per migliaia d'anni questa semplice ed insignificante parola è stata sinonimo di morte. La storia dell'uomo, di tutti gli uomini europei, asiatici, africani, si confonde con quella della peste. Ed è una storia di terrore. Difficile dire oggi se le grandi epidemie dell'antichità fossero peste o qualche altra malattia. Con certezza sappiamo che la prima grande epidemia è quella detta di Giustiniano ed è incominciata nel 542 d.C. e in 50 anni si è portata via 100 milioni di persone. Da quel momento la peste non ci abbandonerà più fino ai nostri giorni. Sì, signori, ancora oggi si muore di peste. Certo, oggi sappiamo tutto. Sappiamo che in realtà la peste è una malattia del ratto, non dell'uomo. I ratti hanno delle pulci dal nome altisonante, Xenopsilla cheopis, non male, eh? Sembra il nome di un faraone. Quando un ratto infetto entra in contatto con una comunità di ratti sani e muore, le sue pulci cercano un altro ospite che viene naturalmente contagiato. L'epidemia quindi colpisce all'inizio solo i ratti. Ma
Man mano che il loro numero diminuisce, le loro pulci cominciano a cercare altri ospiti e visto che non ci sono più abbastanza ratti, ogni mammifero che si trova nelle vicinanze diventa appetibile. Ecco dunque milioni, miliardi di Xenopsilla cheopis che gironzolano in cerca di un posto caldo che possa garantire la loro sopravvivenza. Sono loro che trasmettono il bacillo all'uomo. L'uomo, contagiato, tiene in incubazione la malattia per un periodo che varia da 1 a 6 giorni. Improvvisamente è colto da febbre elevata, mal di testa, vertigini, vomito, delirio. Dopo poche ore compare di solito sotto un'ascella, all'inguine, al collo, un bubbone. Ed è per questo che viene chiamata peste bubbonica. Un bubbone mollo e dolorosissimo. Il decorso è veloce. In più della metà dei casi si muore entro una settimana. In seguito a questo contagio primario si sviluppano 2 cause di contagio che non necessitano più del tramite della pulce del ratto. La prima di queste è legata al fatto che in alcuni individui il morbo provoca come effetto secondario una polmonite. Il buco del malato è carico di bacilli e c'è! Il contagio avviene per via aerea, per questo viene chiamato peste polmonare e il tasso di mortalità è vicino al 100%. La seconda causa di contagio è dovuta alle pulci e ai pidocchi dell'uomo, suoi parassiti inseparabili fino a pochi anni fa. Questi compagni dell'uomo si contagiano a loro volta succhiando il sangue del loro ospite. Quando questi muore, cercano un nuovo essere umano da abitare, trasmettendogli a sua volta la malattia. Talvolta il bacillo può sviluppare delle varianti. Nel caso della peste nera, per esempio, i malati, prima di morire, diventano blu, violacei a causa delle emorragie provocate dalla rottura dei capillari sottocutanei. I medici l'hanno chiamata peste setticemica. Ma per gli uomini, via, per gli uomini del passato, tutte queste catalogazioni avevano poco senso. Di peste si moriva e basta. La peste del resto accompagna tutta la nostra storia, anche militare, sì. Sapete che il primo caso di guerra, diciamo, batteriologica è legato proprio alla peste, sì, in Crimea nel 1347. I genovesi hanno una base laggiù, Caffa. Arriva l'esercito mongolo che assedia la città e lo comanda il Gran Khan Johannisberg e i suoi soldati cominciano a morire di peste. Il Khan, un lampo di genio, ordina di catapultare i cadaveri degli appestati oltre il bastione. E i genovesi, terrorizzati, abbandonano la piazzaforte facendo vela per l'Europa e portando con sé il morbo. Prima della fine dell'anno, a Genova, a Marsiglia, a Spalato si segnalano già casi di peste. La peste nera. In 4 anni si porterà via 1/3 della popolazione europea. Questa era la peste. Ci siamo. Ci guardate come narratori di fiabe, no? Con la strega cattiva, no?
Stiamo parlando dei padri dei nostri padri, gente che ha camminato qualche anno prima di noi nelle stesse strade dove oggi andiamo a fare shopping, che ha costruito molte delle case di palazzi dove noi oggi lavoriamo, viviamo, andiamo a visitare musei. Shakespeare scrive nella Tempesta che il passato è il prologo del presente, del nostro presente. Per questo la storia delle persone che ci ha preceduto è parte della nostra, come la nostra sarà parte di quella delle persone che vivranno domani. Cerchiamo di immaginare un mondo diverso dal nostro, nell'organizzazione politica, sociale, culturale. Popoliamolo con esseri umani come noi, come la persona che ci sta seduta accanto. Un mondo fatto di uomini e di donne intelligenti, laboriosi, coraggiosi. Un mondo di persone che come noi amano, soffrono, si appassionano, si arrabbiano, in cui i valori dominanti non sono diversi dai nostri. Mangiare, vivere in una casa confortevole, condividere la propria vita con la persona amata, avere dei figli. Immaginiamo ora gli intellettuali di questa società, scienziati, che allora come oggi sono tesi a studiare ed a capire, anche se privi di quegli strumenti tecnologici che hanno permesso a noi di vedere, di capire, di curare, e che si sono affidati all'osservazione, all'intuizione, nel tentativo di trovare soluzioni. Riuscite a vedere questo medico d'altri tempi, Chinos, un paziente che ha vegliato giorno e notte da una settimana, stanco ma non rassegnato, che osserva ogni respiro, ogni cambiamento nell'uomo o nella donna posti sotto le sue cure, che si chiede cosa può fare per salvare quella vita. Ma li sentite? I lamenti dei familiari, della madre, della moglie o del marito che implorano, che lo supplicano di guarire la persona amata. E sentite le loro grida straziate, i loro pianti disperati alla notizia che tutti gli sforzi sono stati vani, che la morte si è portata via quanto avevano di più caro? Sì, certo che li sentite, perché queste cose non sono cambiate. Accadono ancora oggi tutti i giorni. Cerchiamo di capirli. Cerchiamo di metterci al loro posto. Impariamo a guardarli con affetto, con interesse, con curiosità, ma soprattutto con rispetto. Noi non siamo diversi da loro. Stiamo parlando di uomini. Medici, scienziati, accademici, tutti loro nel passato avevano una priorità: trovare un rimedio alla peste. Non ne conoscevano le cause, non avevano terapie, ma non per questo l'hanno subita senza lottare, senza cercare di comprendere, senza cercare soluzioni. Dal Medioevo in poi la teoria era quella che la peste era dovuta a certi miasmi, a certi umori che corrompevano, infettavano l'aria. Le cause di tali miasmi potevano essere molteplici. Una creano solo sull'onda delle emergenze. Il loro compito è quello di precettare medici, di gestire lazzaretti per i malati, di creare cimiteri,
di organizzare il lavoro dei becchini. Ma nella prima metà del 400 gli uffici di sanità cominciano ad occuparsi anche dei generi alimentari venduti sui mercati, dei movimenti dei mendicanti, delle prostitute, delle condizioni igieniche delle case dei poveri, delle farmacie, dei farmaci venduti, delle fognature, degli ospedali, dei medici, delle taverne, del movimento delle merci e dei viaggiatori. Si creano passaporti sanitari, si mettono in quarantena navi di provenienza sospetta, Diamond Princess. Si compilano registri di morti in cui si indica l'identità del defunto, la sua residenza, la sua professione, le cause presunte della morte. Sono solo degli esempi. Le competenze di tali uffici si espandono continuamente. Tutta questa febbrile attività italiana aveva un unico scopo: lottare contro la peste. C'erano certo altre epidemie, tifo, vaiolo, influenza, ma niente poteva essere paragonato al terrore che ingenerava lei. Venite. Sì. Venite ora con me in un luogo, in un momento preciso del nostro passato. Ma non scordate mai che dietro a date e nomi d'altri tempi si celano uomini e donne. Persone, in carne ed ossa come voi e me. Seguitemi. Vi sto conducendo a Milano, solo qualche anno fa. Diciamo nella prima metà del Cinquecento. Venite, su. Sono certo che tutti, ma proprio tutti, ricorderete il contesto storico di questo periodo. Ma per scrupolo, spendiamo qualche parola per qualcuno di voi, no, non indicatelo, non fatelo sentire in imbarazzo, qualcuno di voi che ha un'amnesia sull'argomento. Dunque, Milano, 1535. Francesco II Sforza muore senza eredi. E che fare del Ducato di Milano? Si valutano varie ipotesi. Alla fine, nel 1540, viene assegnato alla Spagna. A partire da questo momento cominciano tutta una serie di guerricciole per la leadership in Italia del Nord, di cui Milano rappresenta la chiave. I Savoia, sì, proprio quei Savoia, alleati ai francesi, cercano di strappare Milano e la Lombardia agli spagnoli. E questi conflitti si concluderanno solo nel 1714 con l'annessione della Lombardia all'impero austriaco. Ma non andiamo così lontano. Nel 1628 scoppia la seconda guerra del Monferrato. Milano è a parecchi chilometri dai luoghi degli scontri. In città si vive quasi normalmente, a parte il viavai dei soldati e la carenza di qualche genere alimentare. I milanesi fanno affari, commerciano, viaggiano. Il governo della città è affidato a un governatore che viene nominato direttamente dal re di Spagna. È lui che emana le leggi. Al tempo si chiamavano gride perché venivano urlate per la strada. In città esiste un senato composto da nobili lombardi e spagnoli. Si occupa di editti, privilegi, grazie, insieme al capitano di giustizia e ad altri magistrati amministra anche la giustizia. Ora, questo è il quadro. Diamo vita ora a questo sfondo da manuale scolastico. Popoliamolo di persone, di volti, di pensieri, di emozioni. Lodovico Settala. Lui ha l'incarico di dirigere il lavoro dei medici del Ducato. Naturalmente anche lui è medico, stimato e rispettato anche negli ambienti accademici. 20 ottobre 1629. Il dottor Settala ottiene di parlare con il Tribunale di Sanità e riferisce che certi strani decessi avvenuti al confine tra i territori di Lecco e di Bergamo gli fanno ritenere certo lo scoppio di un'epidemia di peste. Il Settala in quel momento ha 77 anni, il Settala. Ora dovete sapere che Milano aveva già vissuto 53 anni prima una tremenda epidemia, a cui era stato dato anche un nome, era la peste di San Carlo, in onore di Carlo Borromeo, che tanto si era prodigato in quell'occasione. Ebbene, il nostro Settala, all'epoca giovanissimo medico, aveva vissuto la precedente epidemia. Era uno dei pochi testimoni sopravvissuti alla peste. E all'età
in grado di dare al Tribunale di Sanità informazioni sul pericolo che la città ora stava correndo e sulle misure da prendere per evitare il peggio. Ebbene, incredibile ma vero, non si fa nulla. Si decide di aspettare. Aspettare per avere maggiori informazioni. E lì passano giorni, passano notti, allarmanti notizie giungono dalle contrade a nord della città. A questo punto il tribunale nomina un commissario con l'incarico di raggiungere Como, dove si sarebbe incontrato con un medico. E di là assieme i due avrebbero dovuto recarsi sui luoghi dei decessi. Ebbene, mentre i due uomini si avvicinano al territorio di Lecco, incontrano un vecchio barbiere. Professione onorabilissima, la quale al tempo dei fatti si occupava anche di funzioni mediche. Nel corso della conversazione il barbiere perviene a convincere gli invitati di Milano che queste morti misteriose non sono dovute a peste, ma no, sono normali esalazioni autunnali delle paludi. I nostri baldi inviati si lasciano convincere dal vecchio e tornano a Milano, dove riferiscono al Tribunale di Giustizia quanto detto, il quale ci crede a sua volta. Nessun problema, un falso allarme, l'ha detto il barbiere. Ma voci di morti misteriose continuano ad arrivare. Il tribunale ha un ripensamento, uno scrupolo. Decide di inviare una nuova missione, un medico di nome Tadino ed un ufficiale giudiziario. Quando i due nuovi emissari arrivano nei luoghi, si accorgono che non solo l'epidemia è già cominciata, ma che la gravità della situazione è già allarmante. I paesi e le borgate sono deserte, molti sono morti, gli altri si sono dati alla macchia per sfuggire al contagio. Decidono di prolungare la ricognizione sui luoghi, inviando a Milano una lettera per allertare i responsabili sanitari. La lettera arriva il 30 ottobre. In essa si raccomanda di chiudere le porte della città a tutte le persone provenienti dalle zone vittime del contagio. Ma nessuno fa nulla. I nostri delegati tornano dalla loro missione il 14 novembre. Fanno rapporto al tribunale di quanto sta accadendo e naturalmente si lamentano della totale assenza di misure prese in città. Il tribunale si difende, asserendo che è il governatore l'unico che ha l'autorità di emanare grida. Detto fatto, il Tadino si rivolge allora al governatore, Ambrogio Spinola. Esprimo il mio dolore e il mio cordoglio per quanto sta accadendo. Ma purtroppo, come certo anche le autorità sanitarie, che godono peraltro della mia incondizionata stima, possono senz'altro capire, c'è una guerra in corso. Sì, una guerra in corso. Sua Altezza, il re di Spagna, mi ha inviato qui per vincerla. Sono certo che capirete che nella situazione attuale non mi è possibile distogliere risorse umane e materiali per una ipotetica epidemia. E insomma, grazie, si accomodi pure, l'udienza è finita. Quello che il governatore non dice al Tadino è che la sua carriera politica necessita di vittorie militari, non di sgradevoli epidemie che assorbono tempo e denaro senza dare gloria. E a conferma di questo scopriamo che l'impegnatissimo governatore Spinola, pochi giorni dopo, trova il tempo di far pubblicare una grida in cui ordina pubbliche feste per la nascita del principe Carlo, primogenito del re di Spagna Filippo IV. Questo sì che aiuta la carriera, sì. La grida raccomandata dal Tadino il 30 ottobre riguardante l'isolamento della città non sarà scritta che il 23 novembre e resa pubblica il 29. Troppo tardi. Nel frattempo la peste ha fatto il suo ingresso trionfale in città. Come e quando esattamente non lo sappiamo. Gli unici brandelli di informazione che ci sono pervenuti parlano di un soldato italiano agli ordini del re di Spagna che arriva un giorno a Milano con un gran fagotto di vestiti rubati comprati dai soldati tedeschi, si stabilisce a casa di parenti, ma subito dopo il suo arrivo si ammala, è portato all'ospedale dove i medici notano un grosso bubbone sotto l'ascella, 4 giorni dopo muore. Il Tribunale della Sanità dispone il sequestro della casa
fa bruciare i vestiti e il letto dove il malato si era coricato, fa mettere in quarantena le 3 persone che si erano occupate di lui durante la malattia, i quali si ammalano e muoiono a loro volta in pochi giorni. Insomma, questa volta l'organizzazione sanitaria fa bene il suo lavoro. Ciò nonostante cominciano a manifestarsi, ora qui, ora là, dei casi sempre più frequenti di contagio. Ora dovete sapere che denunciare un caso di peste, vera o presunta, equivaleva a opporsi automaticamente in isolamento a tempo indeterminato. E non solo la persona sospetta, anche tutto il suo entourage. Tutte le persone sospettate di essere venute a contatto con lui venivano immediatamente isolate. La casa veniva chiusa, esponendola al saccheggio dei ladri, i mobili ed i vestiti bruciati. Ora, prendete uno qualunque tra voi. Chi avrebbe il coraggio di mettere in ginocchio l'attività familiare, di obbligare le persone care ad un soggiorno coatto in un lazzaretto, dove, se non sono malate, si infetteranno di certo. I tempi cambiano, la gente no. Silenzio, quindi. Non dite nulla. E poi, chi dice che si tratta di peste? Gli uomini! Sono tutti affetti da una sindrome psicologica particolare, quella di voler credere che la realtà è lo specchio delle loro speranze. La peste, il flagello indesiderato, temuto. La prima reazione è sempre quella di negarla, non perché non ci sia, ma perché si spera che non ci sia, talvolta solo per ragioni emotive, psicologiche. Quando scoppia una guerra la gente dice non durerà la guerra, è troppo stupido, e certamente una guerra è una cosa stupida, ma questo non le impedisce di durare a lungo. Il problema è che la mente umana non è mai pronta ad accettare l'idea di un grande flagello, perché questo significa annullare il proprio futuro, le proprie certezze. Questo lo dice Camus, La peste, testo francese, ma ecco. Altre volte la negazione è il risultato di un colpevole calcolo, di gretti interessi economici. Un esempio per tutti. Nel giugno 1720 il bastimento Grand Saint-Antoine si presenta davanti al porto di Marsiglia con nella stiva un carico valutato 100.000 scudi. Le autorità sanitarie gli rifiutano l'ingresso, preoccupate dalle morti successive di un passeggero, 7 mozzi e del medico di bordo. Il capitano fa appello agli armatori, che riescono ad ottenere una quarantena simbolica. L'equipaggio e i passeggeri sbarcano. 7 giorni dopo avviene in città il primo decesso per peste. Nei 5 mesi successivi altre 50.000 persone seguiranno la stessa sorte. Negazione per ignoranza, per reazione emotiva, per interesse, poco importano i motivi. Il risultato è che in quei giorni invernali che segnano la fine del 1629 a Milano, la gente, ma non solo la gente, anche medici, intellettuali, persone di una certa cultura, deride e ingiudia i pochi che cercano di arginare il dilagare del morbo, accusandoli di allarmismo. Il Tadino, colui che per primo aveva cercato di mettere la città in allarme, ed il figlio del vecchio dottor Settala, che di nome fa senatore, anche lui medico, non possono più circolare in città senza essere soggetto di insulte, o peggio, di lanci di sassi. Così passa l'inverno. Verso la fine di marzo le morti cominciano a farsi sempre più frequenti. Ma i medici che per tutto l'inverno avevano deriso i pochi colleghi che si davano da fare continuano a sostenere: no, non si tratta di peste! Assolutamente! Chiaramente! No! Per loro i decessi erano dovuti a, come le chiamiamo? Febbri maligne o febbri pestilenti. Oh. Insomma, la peste si fa strada ogni giorno di più. Il lazzaretto trabocca di malati, le autorità sanitarie non sanno più dove sbattere la testa per trovare fondi. Il governatore è partito per la guerra all'assedio di Casale. Il tribunale di sanità si risolve infine di chiedere aiuto ai padri cappuccini, che inviano Padre Felice, uomo di innegabili qualità. Si ammala, guarisce e continuerà per 7 lunghi mesi a svolgere con energia e coraggio il suo compito,
Si calcola che in questo breve lasso di tempo più di 50.000 ammalati siano stati accolti nel suo lazzaretto, una media di 240 al giorno. Chapeau. Ma ora non si ammalano più solo i popolari, ma anche qualche persona in vista. Il vecchio dottor Settala, che per primo aveva cercato di scongiurare la tragedia, si ammala. E si ammala insieme alla moglie, a 2 figli e a 7 persone di servizio. Tiè! E lui e uno dei figli sopravvivono. Gli altri morono. Il 4 maggio una delegazione cittadina si reca dal governatore, che come sappiamo è all'assedio di Casale Monferrato. Ma solo il 22 riescono ad ottenere un'udienza, nel corso della quale formulano 4 richieste. 1. La sospensione dei tributi. 2. Che il re fosse informato della situazione. 3. Che il governo spagnolo inviasse denaro per far fronte all'emergenza. 4. Che si dispensasse la città dal fornire, per il momento, alloggiamenti militari. Esprimo il mio rammarico di non potermi trovare in città in questo momento tanto delicato. Auspico che i milanesi più abbienti, sentono il dovere di contribuire generosamente ai bisogni dei loro concittadini. Per quanto riguarda lo specifico delle richieste, provvederò certamente nel migliore dei modi che il tempo e le situazioni contingenti permetteranno. Il che, tradotto nel linguaggio politichese, significava: arrangiatevi! Ma torniamo a Milano, dove la peste miete ogni giorno più vittime. I medici, che per tutto l'inverno avevano negato l'epidemia, inventando poi il patetico inganno delle febbri pestilenziali, sono ora costretti ad ammettere la verità. La peste c'è. E come? Ma come ammettere ciò di cui si è per tanto tempo negata l'evidenza? Come mantenere un minimo di credibilità dopo tante menzogne e tanta ignoranza? Il modo c'è. E non è certo quello di accreditare l'ipotesi più logica, e cioè che il morbo era arrivato in città per caso e propagato per cause naturali. No, signori, in città comincia a serpeggiare l'idea che il morbo fosse appena arrivato e che ci fosse stato portato deliberatamente da qualcuno. Insomma, in città c'erano degli untori, così chiamati perché ungevano con liquidi o unguenti i luoghi della città allo scopo di diffondere il contagio. Intendiamoci, l'idea non era né nuova né originale. L'impotenza degli uomini dell'epoca nei confronti della malattia portava frequentemente a questo genere di conclusioni. Nel corso dell'epidemia di peste nera del 1348, in parecchi luoghi si erano verificati massacri di persone accusate di diffondere la peste, a Tolone, alla Bomba, in Provenza, in Catalogna, nel Delfinato. Ma anche in tempi molto più vicini alla peste di Milano i casi di untori non erano rari. A Palermo, Ginevra, Padova, Casale Monferrato, Torino, spesso. E non stupisce, a farne le spese erano gli ebrei. Da sempre, quando si cerca il capro espiatorio, il diverso è il primo inquisito. Gli ebrei erano colpevoli perfetti. Non avevano solo una religione diversa, avevano anche altre abitudini di vita, arcani e sospetti, rituali, comunitari. Niente di strano quindi che la gente si accanisse contro di loro. Ma insomma, l'untore era una figura entrata nell'immaginario collettivo come un luogo comune. Sì, un dato di fatto. I nostri eroici dottori milanesi, come abbiamo detto, cominciano a mettere in giro le voci che persone scellerate stanno spargendo il morbo, ungendo con sostanze benefiche muri, luoghi di culto, case. A sostegno di queste ipotesi si rispolvera un dispaccio inviato l'anno precedente da Filippo IV al governatore di Milano per avvisarlo que son escapados de Madrid 4 franceses ricercato come sospechados de spargere ungüentos velenosos.
Quindi l'ipotesi può prendere forza, concretezza, la psicosi comincia a trovare argomenti per alimentarsi. La sera del 17 maggio a qualcuno pare di vedere delle persone che in una chiesa stanno ungendo alcune panche in una struttura in legno utilizzata per dividere gli spazi assegnati ai due sessi. Immediatamente, la notte stessa, si fanno portare fuori panche divisorio. Il presidente del Tribunale della Sanità in persona accorre a fare il sopralluogo, controlla, indaga, analizza ed arriva alla conclusione che non c'è nulla, ma proprio nulla di cui preoccuparsi. Ma è bastato ammucchiare legna e panche sulla piazza perché la gente si spaventi ancora di più, che nuove voci corrano di bocca in bocca, fino a giungere ad affermare che anche il Duomo era stato unto, tutto, comprese le corde delle campane. Ma non basta. La mattina dopo Milano si sveglia e scopre che nel corso della notte qualcuno aveva sporcato con delle spugne o con qualcosa di simile molti muri e porte di case. Un liquido giallognolo o biancastro. Ancora una volta, il Tribunale di Sanità interviene prontamente. Si prelevano campioni della materia sui muri. Si fanno esperimenti empirici con dei cani senza nessuna conseguenza. Le conclusioni sono chiare. Non si tratta di un atto criminale, in quanto non c'è alcuna prova che il liquido cosparso nella notte sia portatore del morbo della peste. Potrebbe trattarsi, nella migliore delle ipotesi, di uno scherzo di cattivo gusto, nella peggiore del tentativo di alimentare la credenza popolare sull'esistenza e l'attività degli untori. In ogni caso, il risultato è all'altezza delle aspettative. Gli abitanti disinfettano, bruciando della paglia i muri e le porte che recano le tracce del passaggio notturno. I forestieri, che per sventura si trovano in quel momento in città, sono in gran parte arrestati dalla gente comune e portati al tribunale per essere interrogati. E i magistrati indagano, fanno chiamare testimoni, verificano alibi, sottopongono i sospetti a fiumi di domande. Inutilmente non si trova nessun colpevole. Alla fine il Tribunale della Sanità arriva a promettere un premio a chiunque possa fornire informazioni atte ad individuare i colpevoli, che non saranno mai trovati. Questo è il clima della Milano di quei giorni. Questo è il terrore di tutti nei confronti del contagio. Questo è il modo in cui le menti poco a poco cominciano ad entrare in un gioco pericoloso, in una psicosi collettiva dalle conseguenze facilmente immaginabili. E no, non dite che per favore a noi non potrebbe accadere lo stesso. Allora, come oggi, è il nostro spirito critico che deve filtrare, che deve farci dubitare e cercare. E nella Milano di quei giorni c'erano certo molti che non credevano all'esistenza degli untori, ma la massa ci credeva e dicevano: se c'erano degli untori si dovevano scoprire e punire. Logico. E perché non poteva essere vero? Il movente. Perché diavolo gli untori avrebbero dovuto diffondere il morbo? A guardar bene, un qualche movente i nostri fantomatici untori potevano averlo davvero. Non c'era forse una guerra in corso con la Francia? E seminare morte, distruzione, panico nelle retrovie del nemico non poteva essere parte di un preciso disegno. E ancora, un'epidemia non è una sciagura per tutti. Accanto alla morte sorge un'industria che prospera e si arricchisce, commercianti di unguenti miracolosi, becchini, monatti, senza contare i ladri che trovano nelle case svuotate dalla malattia un'inaspettata occasione di lavoro in totale impunità. Molte, troppe persone traggono profitto, occasioni di arricchirsi dall'epidemia. E dal loro punto di vista non sarebbe stato forse logico dargli una mano per diffonderla di più e in più fretta? No, è tutto chiaro. Gli untori ci sono, è logico. Ma questi fantomatici untori, perché dovevano correre il rischio di contagiarsi spargendo il morbo? Osservazione superabile.
Se si postula che il movente fosse di tipo economico, non bisogna dimenticare che stiamo parlando di imprenditori della morte, gente abituata a convivere con il morbo, che talvolta era stata ammalata ed era sopravvissuta, sviluppando l'immunità contro la peste, nessun problema. Se invece postuliamo moventi di natura politica, possiamo ragionevolmente supporre che i fanatici sono sempre esistiti, li abbiamo sotto gli occhi ancora oggi. Trovare martiri pronti a tutto in nome di una giusta causa, per quanto folle sia, non è un'impresa così difficile. Gli untori ci sono, è logico. E dove sono? Chi sono? L'atmosfera comincia a farsi più pesante. Un paio di esempi. Chiesa di Sant'Antonio. Un vecchio di 80 anni sta pregando in ginocchio. Ad un certo punto si alza, vuole mettersi a sedere e con il mantello spolvera la panca. Le donne presenti vedono il gesto e gridano all'untore! Il vecchio viene preso, trascinato fuori e linciato. Il giorno dopo al Duomo 3 giovani francesi, nemici! 3 ragazzi stanno osservando la costruzione. Uno è scrittore, uno pittore e il terzo meccanico, sembra una barzelletta. Sono in Italia per turismo, per studiare le antichità. Un passante li vede, si insospettisce nel vederli stranieri, li sente parlare francese. Francesi? Si ferma, altri passanti seguono l'esempio, si forma un crocchio. Ad un certo punto uno dei ragazzi allunga la mano per toccare il muro del Duomo. Quel solo gesto basta a scatenare l'ira della piccola folla presente. I ragazzi sono circondati, malmenati e subito portati al Palazzo di Giustizia. Sono interrogati e rilasciati perché innocenti. Ecco come si vive a Milano in quei giorni. Basta un niente, un grido, un allarme. Chi commette un getto sospetto deve solo sperare in un rapido intervento dei magistrati. Dalla folla non c'è scampo. Siamo a giugno. La città, ormai martoriata, chiede a gran voce una processione per invocare l'aiuto di San Carlo che tanto si era prodigato nella precedente epidemia. Il cardinale arcivescovo sulle prime non accetta. Teme che se la processione si farà senza che ci sia alcun miglioramento della situazione sanitaria, la gente perderà la fede. Meglio non rischiare, no? Ma le richieste si fanno insistenti e alla fine acconsente. Il 17 giugno esce dal Duomo all'alba. Tutti i milanesi sono convenuti al rito religioso. Popolo, clero, nobili, le confraternite, le arti e i mestieri, tutti sono là a cercare speranza, ad implorare la fine del flagello. La popolazione attraversa tutti i quartieri della città e rientra in Duomo
a mezzogiorno passato. La gente rientra nelle loro case, nelle proprie case, rinfrancata. Molti sono convinti che il morbo è stato vinto. Il giorno dopo le morti aumentano enormemente. In ogni punto della città e in ogni classe sociale. È chiaro per tutti ora che l'unico scopo raggiunto dalla processione è quello di aver propagato il contagio ovunque, il che a noi sembra piuttosto logico. Sì, ma a loro? Ricordate i fatti degli ultimi giorni? C'è un altro modo di leggere l'aumento delle morti, e cioè che gli untori, trovando una ghiotta occasione nell'assembramento legato alla processione, si siano mescolati alla folla contagiando quante più persone potesse. Va bene, ammettiamo che sia andata così. Ma questa volta non si sono trovate tracce di liquidi o materie sospette da nessuna parte. Non un muro, non una porta, non un vestito. Come sono riusciti gli untori ad ottenere dei risultati così spettacolari senza lasciare tracce? Nasce una nuova teoria. Gli untori si servono di polveri che sparse, che sparse lungo la strada si attaccano gli strascichi dei vestiti alle scarpe e ai piedi. A partire da questo giorno la furia del contagio dilaga ovunque con virulenza. Non c'è più casa che non sia toccata dalla malattia. Il lazzaretto, che conteneva 2000 ammalati alla vigilia della processione, in pochi giorni arriva a contarne 12.000. Ai primi di luglio muoiono più di 500 persone al giorno. Si arriverà nelle settimane successive a contarne 1.500 al giorno. Milano, che contava prima dell'epidemia 250.000 abitanti, ne conterrà alla fine solo 64.000. Insomma, i giorni seguenti alla processione del 17 giugno segnano un momento topico, un giro di boa nell'evoluzione dell'epidemia e quindi anche nell'emozione popolare.
verso le 4:30 del mattino, una donna di nome Caterina Rosa si trova alla finestra di casa sua. Ad un tratto vede un uomo vestito con una cappa nera e un cappello in testa, che cammina tenendo in mano dei fogli di carta sui quali sembra che stia scrivendo. L'uomo si tiene rasente alle case. La cosa in sé non dovrebbe stupire. Piove, camminando vicini alle case si può beneficiare di un parziale riparo. Ma sempre l'uomo, ad un certo punto strofina la mano contro il muro. Dal momento che sta scrivendo mentre cammina, e si potrebbe ragionevolmente arguire che il nostro uomo si stia semplicemente sporcato le dita, no, con l'inchiostro, se ne stia pulendo sul muro. Ma non siamo più in un contesto razionale. La psicosi collettiva si è diffusa quanto forse più della stessa peste. E allora immediatamente scatta nella donna un sospetto. E se fosse un untore al lavoro? Accorre in un'altra stanza per poter seguire i movimenti dello sconosciuto. Non c'è dubbio, si tocca con le mani, sì, si tocca, e poi le mette le mani sul muro lì, e l'uomo si ferma, fa dietro front, e subito ritorna sui suoi passi. La donna non lo perde di vista un solo istante, e mentre esce dal vicolo, prima di scomparire alla vista di Caterina Rosa, il presunto untore incrocia una persona che lo saluta. La nostra solerte signora chiede subito al passante se per caso conoscesse l'uomo dalla cappa nera che aveva salutato un istante prima. Ah, lo conosco di vista, non so come si chiama, so solo è un commissario di sanità. I commissari erano funzionari del Tribunale di Sanità, reclutati in caso di peste per tenere sotto controllo i quartieri infetti e vegliare sull'attività dei monatti. Il nostro uomo indossava una cappa nera e questo indumento distingueva appunto gli addetti alle funzioni pubbliche e i magistrati. A Caterina Rosa chiama subito la vicina. Ottavia Bono, anche lei ha visto l'uomo, sì, la nuovo uomo, sì, dalla cappa nera che strofinava la mano contro il muro, e subito si dà l'allarme nel quartiere. Tutti escono, controllano, verificano. Effettivamente ci sono tracce di uno strano unto giallognolo vicino ad una porta. Il dettaglio trascurabile è che il nostro uomo non fosse stato visto vicino a quella porta, ma questo non sembra preoccupare molto la signora Caterina, ne frega niente. Per lei e poco a poco per tutto il quartiere è chiaro ciò che è successo. L'untore ha colpito ancora, e a questo punto tutti cominciano a guardare con attenzione i propri muri, le proprie porte, e possiamo solo immaginare che solo allora venissero notate le sporcizie che probabilmente erano già lì da tempo. Impauriti i vicini di Caterina Rosa si armano di paglia e con il fuoco cercano di rendere inoffensive le presunte unzioni. La notizia si propaga ai quartieri limitrofi. Il commissario di sanità, autore del gesto sospetto, finisce per avere un nome. Si tratta di Guglielmo Piazza. Piazza? Sì, di professione. Abbiamo conosciuto tutti. Piazza l'abbiamo conosciuto tutti. Funzionario del Tribunale di Sanità! La notizia arriva al Senato, che ordina il capitano di giustizia di indagare. Detto, fatto. Sabato 22 giugno. Luogo della presunta unzione. Svolti interrogatori. Notate tracce di bruciature sui muri. Si procede all'arresto del Piazza. Non ci vuole molto, sta ritornando da casa, non è fuggito, non oppone nessuna resistenza all'arresto, è semplicemente stupito.
Perquisizione abitazione piazza. Trovato? Nulla. Dove si è recato ieri? Che vestito indossava? Ed è a conoscenza delle unzioni? No. Non è verosimile. E chi sono i deputati di parrocchia con cui lei stesso ha asserito di essersi intrattenuto a parlare? I deputati di parrocchia sono funzionari sanitari che tenevano sotto controllo il territorio, appunto, di una parrocchia. Non so i loro nomi. Non è verosimile! Cosa sta accadendo? Tutta Milano sa che è un untore. È stato visto all'opera. Si sa che è stato arrestato. Là fuori la gente aspetta un verdetto. I giudici questo lo sanno bene. Non si tratta più di scoprire la verità. Si tratta di avere una confessione. Non ci sono prove contro il Piazza, solo qualche labile indizio. Nessuno riesce a dimostrare la sua colpevolezza. Nascono le risposte non verosimili. E se non è verosimile, il Piazza mente. E se mente deve essere costretto a parlare con ogni mezzo e la menzogna gli autorizza ad utilizzare la tortura. La tortura. Con una lunga corda si legano le mani dell'imputato dietro la schiena. La corda poi viene passata con una carrucola e fissata al soffitto. In questo modo si può sollevare in aria il condannato, perché subire la tortura è già, diciamolo, una condanna, e poi viene lasciato, sospeso nel vuoto. La lussazione delle articolazioni delle spalle è immediata. Di tanto in tanto si lascia cadere a terra il torturato, dandogli delle scosse per acuire il dolore. Eccolo dunque. Il nostro Piazza, sottoposto alla tortura della corda. Risponda con chiarezza a queste due domande. Com'è possibile che non sappia dei fatti di unzione di ieri? Com'è possibile che non conosca i nomi delle persone con cui si era fermato a parlare? L'assurdo di tutto questo è che fino a quel momento il Piazza non sa di che cosa è accusato. È sottoposto alla tortura solo perché ha dato risposte inverosimili. Gli accusatori vogliono piegarne la volontà, spaventarlo, costringerlo a confessare ciò che vogliono. Lo scopo è di spingerlo ad ammettere di aver mentito su qualcosa, non importa cosa. A questo punto lo si accuserà formalmente di unzione e quando lui negherà di essere l'autore del turpe gesto sarà facile argomentare che il Piazza mente, come ha già fatto. È tutto previsto, tutto calcolato, ma c'è un problema, un piccolo insignificante problema. Il Piazza non parla, conferma la sua versione, non sa nulla, non ha nulla da dire. Nuova serie di torture. E 2. Gli si intima di dire la verità e lui con un filo di voce risponde: l'ho detta. Niente da fare. Si riporta il Piazza in carcere. 23 giugno. Il Senato. Informati della situazione, si delibera che l'imputato sia sottoposto alla tortura grave. Si tratta di legare le mani con una corda di canapa sulla quale sono state inserite delle viti che provocano la rottura delle articolazioni tra la mano e il braccio, il tutto naturalmente nel contesto della tortura della corda del giorno precedente. Si ordina inoltre che il Piazza sia rasato, purgato, vestito con gli abiti della curia. Questo perché si temeva che gli imputati nascondessero amuleti tra i capelli, nei vestiti o nelle viscere, che li proteggessero contro il dolore. Si procede alla tortura grave. E 3. Il Piazza grida dal dolore, implora di essere ucciso e chiede pietà. Ma non confessa. La verità io l'ho già detta. Si ostina a dire. Inaudito. A questo punto appare chiaro che la strada della tortura non porta a nulla. Nessuno si sta chiedendo se il Piazza è davvero colpevole o no. Non è questo il problema. Non sentite il brusio della folla là fuori dal carcere? E allora si fa strada una nuova strategia da parte degli inquirenti. Si parla con il Piazza, gli si spiega di che cosa è accusato. Si pronuncia la parola infame. Unzione. C'è un solo modo di uscire da questa brutta storia. Fare il nome dei complici. Rivelare tutta la verità.
In cambio, totale impunità. Il Piazza, a dire il vero, non ha molta scelta. È un uomo coraggioso, l'abbiamo visto, ma a questo punto che fare? Da una parte c'è la tortura e la morte, dall'altra la speranza della libertà. Bisogna inventarsi un complice, un innocente che pagherà il suo posto. Ma chi? Nel suo caso c'era qualche barlume di indizio, ma come inventarsi la colpevolezza di qualcuno? Ci vuole un colpevole credibile, qualcuno che abbia a che fare con l'arma del delitto. Ora, proprio nel luogo della presunta unzione c'è il negozio di un barbiere. Come già sappiamo, questa nobile professione si occupava all'epoca anche di questioni mediche e qualche giorno prima il Piazza aveva commissionato a questo barbiere un vasetto di unguento contro la peste. Proprio la mattina del suo arresto si erano incontrati e il Piazza gli aveva detto che sarebbe passato a prenderlo nel pomeriggio. Quale miglior complice poteva fornire ai suoi accusatori? Nella sua bottega avrebbero certo trovato medicine, unguenti. Era nel posto giusto, proprio nel vicolo dove si era verificato l'episodio. Perfetto. «26 giugno, interrogatorio ufficiale. Sono stato avvicinato dal barbiere, il tale Giacomo, il cognome non lo so. Ho ricevuto da questi un unguento. Ho accettato di ungere le case del vicolo in cambio di una manciata di monete. Piazza, sì, verosimile. Tutto inventato, ma verosimile. È verosimile che un giorno passeggiando un uomo mai visto ti fermi e ti dica: scusi, buon uomo, non è che diffonderebbe un po' di peste nel quartiere? La pagherai bene. Ed è verosimile che l'altro, senza pensare alla gravità dell'atto e alla sua incolumità, risponda: ma certo, non c'è problema, mi dia pure l'unguento, lo farò domattina appena sveglio. Dunque, come si era difeso dal pericoloso unguento? Il giorno dopo il barbiere mi ha fatto bere una pozione che mi ha protetto da ogni rischio di contagio. Ma perché non ha riferito di questi fatti sotto tortura? Non potevo. Quando cercavo di parlare le parole mi si fermavano in gola. Bottega di Giacomo Mora, barbiere, formalmente accusato dal Piazza di essere il mandante dell'unzione. La bottega si trova vicina alla casa della teste Caterina Rosa. Presente il Mora e un figlio. Il Mora accoglie gli sgherri e gli indica un barattolino contenente un unguento, quello che aveva ordinato il Piazza senza poi ritirarlo. Pensa che il problema sia quello di aver prodotto il rimedio senza le apposite licenze, ma si giustifica: come vossignorie possono constatare, il barattolino è ancora qui, nella mia bottega, non ne è mai uscito. Perquisizione. Rinvenuti vasi 2 pieni di escrementi umani in una stanzina dietro alla bottega. Sospetti. Al primo piano c'è una canalizzazione per le fogne. Perché quei vasi? Ma perché in tempo di peste io dormo qui, in bottega, per limitare i rischi di contagio alla mia famiglia. Il Mora, oltre al figlio che è stato trovato in bottega con lui, ha una moglie e 3 figlie. La più piccola ha 6 anni. Agli inquirenti la risposta non convince. In un cortiletto dietro la casa trovata pentola di rame piena di acqua torbida. Sul fondo tracce di una materia viscosa gialla e bianca. Sospetta. Ma è solo l'acqua per fare il bucato. Trovata ricetta scarabocchiata su di un pezzo di carta. Alla richiesta di spiegare di che cosa si tratta, il Mora prende la ricetta e la straccia. Raccolti i pezzi. Proceduto all'arresto di Mora, moglie, figlio maschio, figlie femmine, garzoni, parenti. Interrogato il Mora. Materia giallognola sul fondo di una pentolona di rame. Cos'è? Non lo so. Chiedetelo alle donne. Sono loro che fanno il bucato. Rapporti con il Piazza. Ho
Ho preparato per lui un rimedio contro la peste che è stato trovato nella mia bottega. Interrogato il figlio, nessuna informazione utile. Interrogata la moglie. Ho fatto il bucato una decina di giorni fa. Il sedimento del bucato si usa per medicare, non si butta via. Quello lì non era ancora servito. Si fa analizzare il sedimento degli esperti e dei periti, diremmo oggi 3 medici, 2 lavandaie. Le lavandaie concludono che si tratta di sedimenti di bucato, anche se strani perché appiccicosi. I medici dicono che certamente qualche cos'altro, perché i medici certamente facevano sempre il bucato. Si interroga di nuovo il Piazza. Non è verosimile che tra lei e il Mora ci sia stato solo un incontro furtivo. Gesti di tale gravità non si chiedono ad uno sconosciuto. Vero, ma perché solo ora i nostri giudici notano quello che è ben più che inverosimile? Al Piazza chiedevano, con la promessa dell'impunità, un pretesto per arrestare un complice. Bisognava mostrare che la giustizia era all'opera. Metodica, implacabile, che il popolo stesse tranquillo. Si stava lavorando per scoprire e punire i responsabili delle unzioni, no? Ora, se si dimostra che il Piazza non sta rendendo una confessione piena, non si può garantirne l'impunità. La trappola si chiude, si tiene il Mora, si tiene il Piazza reo confesso e senza più alcun diritto a trattamento di favore. Le jeu s'en fait. Il Piazza, che a questo punto si può considerare un ignobile delatore, capace di consegnare un innocente alla giustizia per aver salva la vita, può essere giudicato come si vuole, ma non è un uomo stupido. Ha capito perfettamente la situazione e finché non dirà quello che i giudici vogliono sentirsi dire, non lo lasceranno in pace. E quindi inventa. Asserisce che altre persone sono coinvolte, ma non ne dà i nomi. E come potrebbe? Ne esce naturalmente una deposizione piena di contraddizioni, di vuoti di memoria. I giudici decidono di sottoporre il Piazza a una nuova tortura e 4. Perché confermi la nuova caotica versione. Il Piazza non si fa pregare. La conferma immediatamente. Perché non l'ha detto prima. A causa dell'acqua che il Mora mi ha fatto bere contro il contagio. E senza dubbio, quell'acqua lì ha poteri magici, E mi aveva impedito di parlare. Per i giudici non è sufficiente. Nessun problema. Il Piazza inventa ancora. Che volete i nomi dei complici? Eccoli. Si tratta del Baruello, un poco di vuole, del Girolamo e del Gaspare Migliacca. Sì, è padre e figlio, e tutti e due, che di professione fanno i fuoresani. Mi chiedete di spiegare un fatto che non è mai accaduto. Mi chiedete dettagli che non posso sapere perché si riferiscono a fatti che non esistono. Fantasie che ho partorito sotto la vostra pressione. Volete colpevoli? Allora, facciamo una cosa. Io vi fornisco i nomi. Pensate voi ad ottenere da loro la confessione che più vi piace. Come avete fatto con me. Si arrestano i 2 Migliavacca, Baruello è reperibile, si costituirà il 1° luglio. Si richiama il Mora per un nuovo interrogatorio. Come è possibile che il Piazza le abbia chiesto un rimedio contro la peste e che lei senza difficoltà si sia offerto di prepararglielo? Non è verosimile. Ma era verosimile per quegli stessi giudici che il Mora offrisse a quella stessa persona, un conoscente occasionale, un vasetto contenente un liquido letale, deposizione del Piazza. Ora, è inverosimile che in tempo di peste un commissario di sanità cerchi dei rimedi per mettersi al riparo dal contagio. È il mio mestiere, io vendo rimedi. Il Piazza era un cliente. Sa chi ha unto il suo vicolo? No. Sa chi può aver dato al Piazza l'unguento per compiere il turpe crimine? Non so nulla, no. È lei ad aver dato al Piazza il vasetto di vetro contenente il liquido servito per l'unzione? No, mai avrei fatto una cosa simile, no. Si faccia venire il Piazza, conferma le accuse
Sì! Sì! No! Sì! È un falso, sono innocente! Quest'uomo non è mai entrato in casa mia, io non lo conosco, l'ho visto di vista, ma non lo conosco! Sì, invece! 29 giugno. Il Piazza chiede di essere ascoltato dai giudici. Sono stato in casa del Mora. Ti vedo, Baluba. Ho 2 testimoni. I 3 sono convocati ed interrogati. Negano di aver mai visto il Piazza in casa del Mora. Dicono di non sapere se fra loro ci sia un qualunque rapporto, ma i giudici vogliono mettere il Mora alla tortura, dimostrare che tra lui e il Piazza ci sia stata una certa amicizia e così avrebbe dato loro il pretesto che stavano cercando. 30 giugno si interroga il Mora. Non appare verosimile che lei abbia preparato per un estraneo un rimedio contro la peste. Il Piazza è un amico o una conoscenza? No, nego che ci sia amicizia. Questo è contrario alla deposizione del Piazza ed anche a quella di altri testimoni. E la ricetta stracciata il giorno dell'arresto? Non so, ricomponetela nelle sue parti e verificatene il contenuto. Ma se non è stato sollevato dai giudici il problema del contenuto, è certo perché non c'era nulla di compromettente su quel pezzo di carta. Siamo al solito gioco dell'inverosimile. Sembra inverosimile che lei non conosca il Piazza dal momento che gli ha venduto un rimedio. Sembra inverosimile che lei non sia in grado di spiegare perché abbia stracciato la ricetta. Alla tortura! E 1 per il Mora. Il Mora non ha la resistenza del Piazza. Dopo aver tentato di negare, crolla. No, ho dato un unguento al Piazza perché cospargesse i muri, Me l'ha chiesto lui me l'ha chiesto. Nel vasetto ci ho messo la materia che esce dalla bocca dei morti, Dalla bocca dei morti. E il Piazza stesso me l'ha data e io ci ho aggiunto dello sterco umano e il deposito della pentolona del bucato. La materia che esce dalla bocca dei morti è nell'immaginario popolare del tempo il più formidabile veleno dell'epoca. Lo sterco e i residui del bucato sono i 2 elementi che avevano insospettito i giudici all'epoca del suo arresto. Inserirli fra gli altri ingredienti della pozione letale aveva lo scopo di rendere omaggio alla perspicacia dei giudici. Era come dirgli: avete visto questo? Giusto, bravi, 10 lode, via! Insomma, una confessione in piena regola. Viene posta a termine alla tortura. Ma l'interrogatorio continua. Perché avete commesso un simile crimine? Ma lo scopo del Piazza era di diffondere il contagio. Lui avrebbe tratto beneficio dell'estendersi dell'epidemia nella sua posizione di commissario. Io invece con la vendita del rimedio. Ma come? Se sappiamo che dopo la processione del 17 giugno l'epidemia si era estesa ad una velocità inaudita, se sappiamo che mai, come in quei giorni, la gente si ammalava per vie naturali ad una velocità senza precedenti, che bisogno c'era di dargli una mano? Ora abbiamo 2 colpevoli rei confessi, ma con 2 diversi moventi. Quello del Mora l'abbiamo appena sentito. Quello del Piazza, ricordate, era che il Moro gli aveva promesso una manciata di monete. E adesso? Chi è che sta mentendo? Chi è il mandante? Su questo dettaglio i giudici glissano. Particolare irrilevante. Per i giudici il problema è che là fuori la belva ha fame. La folla, la gente, l'opinione pubblica, diremmo oggi, ha fame e vuole sangue. 2 untori sono nella rete, ma non bastano. La folla ha troppa fame. E su, non perdiamoci d'animo. Se ne abbiamo trovati 2... ne troveremo altri, no? I nomi dei complici del Piazza! Non li so. Non è verosimile! Il Mora, che sa molto bene che dietro al non è verosimile si intravede già il filigrana, la sala della tortura, a questo punto ritrova la memoria, il Baruello, i 2 foresari, Girolamo e Gasparo Migliavacca! Ma come? Li aveva già tirati in causa il Piazza come probabili complici del Mora. Adesso diventano nella confessione del Mora i complici del Piazza? 1 luglio, nuovo interrogatorio. Mora, ha qualche particolare da aggiungere alla deposizione di ieri? Non ho nulla da aggiungere, ma ritratto tutta la confessione perché è storta sotto tortura o con la minaccia di essa. Lei rischia di essere sottoposta ancora alla tortura. Ritratto tutto. Alla tortura! E 2 per il Mora. Tra le urla,
accetta di confermare la versione del giorno precedente. Slegato e condotto nella sala dell'interrogatorio, ritratta di nuovo, sottoposto ancora alla tortura. E 3, ma con l'aggiunta del canapo, riconfessa ancora tutto. Quando lo portano di nuovo nella sala dell'interrogatorio, non vuole nemmeno che si dia lettura della sua confessione. Chiede solo dove deve firmare. L'interrogatorio continua. È per i soldi che ha accettato di preparare l'unguento? Che io sappia, sì. Volete che confessi qualcos'altro? Sembra chiedere. Dite e lo farò. A me non vengono in mente altri moventi, scusate. È molto inverosimile commettere un tale crimine solo per denaro. Non lo so, chiedetelo al Piazza, è stato lui ad organizzare tutto. Perché non ha detto che lei ha procurato al Mora la bava degli appestati per fabbricare l'unguento? Non è vero! Non avendo detto tutta la verità, non potrà beneficiare dell'impunità promessa. Ma certo, gliel'ho data io. Il Mora mi disse che il denaro sarebbe stato pagato da una persona molto importante. Chi? Non lo so. Mora, avrebbe pagato lei il Piazza per l'unzione? Certo che no, e con che denaro avrei potuto pagarlo? Allora, chi è la persona importante menzionata dal Piazza? Chi è? Non lo so. A questo punto, e solo a questo punto, si assegnano al Mora e al Piazza un avvocato difensore e 2 giorni di tempo per preparare la difesa. L'avvocato del Mora rifiuta l'incarico. Si potrebbe pensare che il caso fosse ormai disperato, che la folla l'aveva già condannato e che sarebbe stato pericoloso anche per la propria incolumità fisica accettarne la difesa, ma poi scopriamo che il rifiuto è motivato da cause molto più semplici. Il Mauri, chiamato a difendere il Mora, non è un avvocato ma un notaio che si comporta comunque da persona degna. Va in carcere, parla con il Mora, insiste perché gli sia assegnato un vero avvocato, il tribunale acconsente. Il Piazza è più fortunato, gli danno subito un vero avvocato. A questo punto però c'è un piccolo colpo di scena. Il Piazza estrae un coniglio dal cappello. È assurdo a questo punto contestare i fatti. Né i giudici né la folla, che comincia a perdere la pazienza, accetterebero di ridiscutere il processo, ma si era parlato di una persona importante. Ebbene, tiriamola dentro di forza. Se un uomo di rango si fosse trovato sullo stesso banco degli accusati del Piazza e del Mora, questi avrebbe organizzato una vera difesa con dei veri avvocati. E chissà, forse dalla rete sarebbero usciti anche i pesci piccoli. Sì, ma chi accusare? Dopo le unzioni del 18 maggio, tra le varie voci che correvano a Milano, si era detto che potevano essere l'opera di ufficiali spagnoli che si annoiavano. Visto che le voci di Piazza sono più importanti delle prove, partiamo da qui. Il comandante del castello sforzesco, Don Francesco, ha un figlio ufficiale spagnolo di nome Giovanni Gaetano Padilla. Sì, lui. Padilla. Padilla. Non Paella. No. Padilla. L'italiano Padilla, se vuoi dirlo in Quello è. spagnolo. Padriglia. Comunque, se accusato il padre, persona influente, di certo si sarebbe interessato alla cosa, avrebbe chiesto una revisione del processo. Il padre per il figlio. perché? Raccomandati. Raccomandati. Speriamo. Insomma, si sarebbe fermata quell'infernale macchina dalla quale sembrava il Piazza. Sempre sto Piazza. Si sarebbe scesi solo per andare al patibolo. Il Piazza allora chiede di essere ascoltato. Bravo! Oh sì. Fornisce ora una nuova versione, perché lui è fantasioso. Non è vero che il Mora non gli aveva detto chi fosse la persona importante, il Deus ex machina dell'unzione. Sapeva chi era. Era il figlio del comandante del castello. Padilla! Padilla! Ho detto Padilla! È capitano di cavalleria e si trova con l'esercito all'assedio di Casale Monferrato.
spagnolo, cavaliere di Santiago. Tra i privilegi legati al suo titolo figura quello di poter essere giudicato solo in Spagna dai suoi pari. È bravo, Padilla. Per questo motivo il tribunale invia un emissario al governatore. Solo lui, infatti, poteva ordinare al Padilla di costituirsi. Mentre il messo cavalca verso Casale, i giudici mettono il Piazza ed il Mora nuovamente a confronto. Si chiede al Mora se è vero che è il Padilla il mandante dell'unzione. Il Mora nega. Viene messa alla tortura e 4 anche per il Mora. E miracolo, conferma subito la versione del Piazza. 21 luglio. È passato un mese esatto dal crimine. Là, fuori dalle carceri, muoiono 1500 persone al giorno. I casi di presunte unzioni sono quasi quotidiani, si alimenta poco a poco. L'ipotesi che si tratta di una vera e propria congiura, si dice che più di 1000 persone siano dedite a questa pratica criminale. I milanesi sono prostrati dalla peste, frustrati dall'impotenza dei medici e dei poteri pubblici ad arginare il morbo. La rabbia si canalizza sempre di più verso i nostri malcapitati. Vengono dati al Piazza e ad Almora altri 2 giorni per preparare la difesa, con avvocati scelti da loro, su consiglio probabilmente dei loro rispettivi avvocati d'ufficio. Nel frattempo il Padilla, su ordine del governatore, si costituisce il 23 luglio. Il padre del cavaliere chiede immediatamente che ogni azione verso il Mora ed il Piazza siano sospese, in modo da dare tempo al figlio e al suo avvocato di avere un confronto con loro. Niente da fare. Questa volta il tribunale è formale. Il popolo chiede sangue. Troppo pericoloso non dargli in pasto dei colpevoli. Ma aggiunge che il cavaliere non si preoccupi. Le confessioni di 2 infami non potevano certo pregiudicare la reputazione di Don Giovanni. Ma come? Le loro confessioni contraddittorie, nelle quali si accusavano reciprocamente, erano passate al tribunale. Ma quelle stesse verità, per gli stessi giudici, non potevano certo essere ritenute credibili nei confronti di un nobile.
La sentenza è pronunciata il 27 luglio 1630. Il Piazza ed il Mora sono condannati a morte. L'esecuzione ha luogo il 1 agosto. I 2 uomini sono caricati su di un carro. Lungo la strada sono torturati con una pinza rovente. Davanti alla bottega del Mora si fa una sosta per tagliare ai condannati la mano destra. Il corteo avanza, giunge in piazza. Lì si procede alla frattura delle ossa delle gambe e delle braccia. Vengono legati ad una ruota ed esposti al pubblico per 6 ore. Infine scannati per mettere fine ai tormenti. Ma non basta. Si infierisce ancora sui loro corpi, che sono bruciati e le cui ceneri sono buttate nel fiume. Ma non basta. Si infierisce anche sui loro figli. Viene pubblicata una grida che spoglia gli eredi del Piazza e del Mora di ogni bene, compreso quello del diritto di appartenere al popolo di Milano. D'ora in poi dovranno essere considerati come barbari stranieri. Ma non basta. Si infierisce ancora sulla loro memoria. La casa del Mora è rasa al suolo. Si istituisce il divieto perpetuo di costruire su quell'area ed in quello spazio si erige una colonna dell'infamia che ricordi ai posteri i misfatti dei condannati. Rimarrà al suo posto per 148 anni, fino al 1778. Questa è fatta. I 2 arrotini Migliavacca, padre e figlio, sono in carcere da più di un mese, dal 27 giugno. Il Baruello si era costituito il 1 luglio, ma nessuno li aveva mai interrogati. Nessuno aveva pensato di metterli a confronto con i loro accusatori. 11 agosto. Viene interrogato Girolamo Migliavacca. Nega, ma sottoposto a tortura il giorno dopo, confessa. Condannato a morte. Interrogato il figlio, Gaspare. Lui non confessa nemmeno sotto tortura. È l'unico che non calunnerà mai nessuno, né se stesso né altri. Condannato a morte. Saranno giustiziati il 21 agosto. Il Baruello è forse il più astuto dei malcapitati. In cambio dell'impunità si dice disposto a rivelare tutto il complotto. Gli viene concessa. Inventa storie incredibili, si finge indemoniato, viene esorcizzato. Tutto inutile. Non arriverà nemmeno al patibolo. Morirà di peste durante gli interrogatori. Il Padiglia, presunto mandante del crimine, viene condotto a Milano il 10 gennaio 1631. Subisce vari interrogatori. Il suo processo durerà quasi 2 anni e alla fine ne uscirà assolto. La proclamazione della sua innocenza implica che anche il Piazza, il Mora e gli altri lo erano, ma che importa? Chi importa ormai? A nessuno, certo. È finito, è tutto finito. Non c'è più nulla dissolto nella grande tragedia. Anche la colonna non c'è più. Peccato. Quando le cose restano spesso cambiano di significato. È finito. Io non so se è bene o male quello che è accaduto. Non è il mio mestiere. Ci sono certo, oggi come allora, governatori e intellettuali e uomini di chiesa che certo ne sanno molto più di voi, di me, su cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sentite? Questo è il tocco del morto. Noi dobbiamo andare. Altri Piazza e altri Mora ci stanno aspettando. Empty spaces, what I believe in for, abandoned places,
guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup made it blink, but the smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. Hold the line. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning I must be woman now. I should be turning around the corner now. Outside my dawn is breaking, but inside an attack, I can't do it great. The show must go on. The show must go on, yeah. Inside my heart is breaking, my makeup made a blinking, but my smile still stays wheels all out of lines. Fairy tales of yesterday would roll down the line. I come flying, all I pray. Show must go on. Yeah. Show must go on. Yeah. I wish you agree. I never been here. Nobody saw. I ain't top the bill, I never kill. I have to find a will to carry on with the Grazie. Lui è Andrea De Manicor, lei è Sabrina Modelini, lei è Giulia Cailotto, lei è Beatrice Zuin, Giulia Tomelleri, Giorgio Osimati, Federica Burato, Giovanni Brunelli, Gloria Busti, Anna Benico, Andrea Manganotto. E con noi ci sono Muso Dance Theatre Company, c'è
Giulia, c'è Matteo che si è sacrificato alla ripresa di tutto quanto e che sono stati vicini a noi. C'è Patrick che ci ha seguito. Patrick, vieni tra noi, grazie. E ci sono tutte le persone che ci hanno seguito e hanno permesso a noi di raccontare questa bellissima storia che da una quindicina d'anni aspettava di essere tirata fuori dal cassetto e da un anno a questa parte aspettava un'occasione speciale come questa, e quindi grazie. Il teatro vive!